spostiamoci in città parlando del Parco Naturale del Sile. Mentre si tenta di applicare la nuova normativa, molte stupende zone del fiume non sono ancora accessibili al pubblico. Stefano Masini. Dopo un travaglio lungo almeno 10 anni è stata finalmente approvata, il 28 gennaio scorso, la legge regionale contenente le norme per l'istituzione del Parco Naturale del Sile. È cominciata quindi la fase particolarmente delicata dell'applicazione della normativa. Il consigliere comunale verde di Treviso, Camillo Pavan, intende sollecitarla. Lo fa con una proposta di ordine del giorno nella quale si richiama il comune di Treviso ad un ruolo più attivo e determinante. In primo luogo nella costituzione dell'ente parco, l'organismo previsto dalla legge che deve gestire il territorio del parco regionale. Questo ente parco, fra l'altro, è a gestione politica, diciamo, in quanto vi faranno parte dei rappresentanti dei vari comuni esistenti lungo il Sile, cioè 11 comuni a partire da Vedelago, Piombino d'Ese fino a Quarto d'Altino, e Treviso è il comune centrale, il più importante. Ecco, per quanto riguarda il comune di Treviso, voi dite vi sono zone che vanno valorizzate al meglio, per esempio questa dietro la chiesa di Sant'Angelo, no? Sì, questa è una delle zone più caratteristiche e anche meglio conservate, ed è un vero peccato che non sia possibile arrivare da Treviso fino qui a Sant'Angelo lungo il corso del fiume Sile. È un peccato perché purtroppo ci sono molte privatizzazioni che sono state fatte lungo gli argini, e quindi quello che la logica e il buonsenso vorrebbe, che cioè si potesse passare tranquillamente lungo il fiume, non può avvenire. E sono altre le zone del comune di Treviso, non strettamente cittadine, di cui si chiede la valorizzazione, da quella dei Mulini di Canizzano all'isola di Sant'Antonino. Più in generale l'obiettivo è quello di rendere accessibili alla popolazione le zone del Sile creando percorsi per Treviso. Come ricorda Pavan, c'è il problema della privatizzazione degli argini, punto forse centrale ma obiettivamente di difficile soluzione per la valorizzazione delle zone del fiume appena fuori Treviso. Angoli incantevoli, un tempo neanche tanto lontano fulcro della vita quotidiana nella nostra civiltà contadina, oggi trascurati e dimenticati, ormai un privilegio quasi esclusivo dei canottieri del Sile.